Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi della Serie A questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare susciterà l'emozione di tutti gli amanti del calcio italiano. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste sorprendenti informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sul nostro calcio. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di grosso sta accadendo dietro le quinte di due grandi club italiani. Una mossa impressionante che potrebbe determinare il corso del campionato. Napoli e Juventus si preparano a un'intensa battaglia per il terzino Radu Dragusin, attualmente in forza al Tottenham. Con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento, entrambi i club vedono nel giovane difensore rumeno il rinforzo ideale per la difesa. Giovanni Manna, dirigente del Napoli, sarebbe interessato a chiudere l'affare a gennaio per offrire ad Antonio Conte più opzioni difensive, soprattutto con Juan Jesus in scadenza di contratto e Rafa Marin ancora senza minuti in campo. Tuttavia, anche la Juventus si è inserita nella corsa e vede in Dragusin un potenziale pilastro difensivo. La vecchia signora sta cercando di assicurarsi il giocatore in prestito, ma il Tottenham ha fissato il prezzo del centrocampista a non meno di 25 milioni di euro, indicando che preferirebbe una cessione definitiva. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Dragusin sarebbe il rinforzo di cui Napoli o Juventus hanno bisogno per le loro difese. A chi andrebbero gli onori di casa e quale club ne trarrebbe i maggiori benefici? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del calcio italiano e sulle grandi mosse del mercato dei trasferimenti.